Gabriele! Eccomi! Vengo di qua. Di qua. Come stai? Bene, tu Bene, bene, bene. ti trovo bene. Io poi l'ho conosciuto e ho scoperto le sue doti. Sono cresciuta coi maghi, quelli un po' più conosciuti, e devo dire che poi ho scoperto che tu hai scritto questo libro proprio su uno dei maghi importanti, no? Della storia italiana. Il mio maestro Tony Binarelli, grazie appunto all'aiuto di Alex Rusconi, la moglie Marina Binarelli, grazie a Florence Art Edizioni, abbiamo scritto questa biografia dedicata appunto al maestro Binarelli, alle sue creazioni, libro che poi ti darò dopo. Volentieri. E quindi vorrei mostrare due piccoli esperimenti, uno dei quali, il primo, proprio un'ideazione del maestro Binarelli. Per te va bene? Assolutamente. Beh, allora facciamo un applauso a Daphne che diventa... Vabbè. Prego, sei la protagonista di questa magia. Tu sarai insignita dell'ordine della trombetta. Quindi praticamente in una mano la corda, riesco. questo anche per i tuoi amici che ti seguono da casa, e in questa mano la trombetta. Sei contenta? No, questa proprio. Perfetto. Dopodiché sarai anche isolata dal punto di vista visivo. No, quindi guarda, no, Turco, qua. ribellati a tutto ciò. Benissimo, allora Turco divertito, Turco, sta riprendendo ribellati. tutto ciò. A questo punto il classico scherzo di andarcene tutti quanti e lasciarmi qui come una scema in studio da sola, okay. Non sarebbe male. Allora tu non puoi naturalmente vedermi, puoi solamente sentirmi. Io ho semplicemente nelle mie mani due mazzi di carte. Ogni volta che tu vorrai indicare destra suonerai la trombetta due volte, quando vorrai indicare sinistra suonerai la trombetta una sola allora, volta. destra due volte, sinistra una volta. A destra ho un mazzo a dorso rosso molto grande, a sinistra un mazzo a dorso blu. Ma io Fai che ne so scelta. che non lo vedo. Tu fidati, Ma devi mi devo suonare destra o sinistra, vediamo. Allora. Ok, destra, scegli il mazzo a dorso rosso e guarda, questa scelta non è casuale perché intenzionalmente io avevo già contrassegnato questo mazzo con una grande X, cosa che il mazzo naturalmente a dorso blu non è segnato, e naturalmente anche all'interno si vede che c'è una grande X. Quindi questo mazzo è stato alterato da me intenzionalmente, apponendolo, dico per gli amici che sono a casa, una grande croce su una sola carta. Facciamo vedere bene, sono tutte carte a dorso rosso. Naturalmente tu non conosci, ma neanche il pubblico a casa, la natura di questa carta, che viene per ora mescolata all'interno del mazzo rosso e poi scopriremo qualcosa dopo. Bene, via questo mazzo, lo mettiamo qui sulla mia valigetta, e a questo punto è giunto il momento di introdurre il mazzo blu, che naturalmente non ha nessuna X sul dorso. Ok. Ora, è sicuro che sta succedendo veramente tutto ciò? Tu devi immaginare l'azione di gettare le carte. Io adesso giro i due jolly, li mostro, li getto via, e hai due metà del mazzo blu alla tua destra e alla tua sinistra. Due volte per gettare il mazzo alla tua destra, due volte per gettare il mazzo alla tua sinistra. Due a destra volta, e una a sinistra, una, vai. come prima, ok. Quale getti? Due volte, via quello di destra. Rimane quello di sinistra, lo divido in due. Ancora una volta, vai, puoi gettare. Ancora una volta Daphne decide di gettare il mazzo di destra. Vediamo adesso? Ancora? Sì. Due volte, sempre destra. Così te impari, che se pensavi che cambiavo, mostriamo, naturalmente si tratta di carte tutte diverse. Vai. Ancora? Sì. Sempre destra, sempre destra. Non vuole variare. No. 3 carte e 2, vai, fai la tua scelta. Sempre destra ancora. Ora hai due carte, una a destra, una a sinistra. Scegli tu quale gettare. Sempre destra. Guarda, getta un 2 di picche che se ne va e rimane con una sola carta. Io adesso ti svendo. E vedi un po'. Ti consegno questa carta, ti prego di non farla vedere ancora ai nostri amici. Dammi pure la trombetta che la recupero. Ora, all'inizio tu non l'hai visto, chiaramente c'era una carta segnata con una X. Chiaramente tu non l'hai vista perché eri, diciamo, in un momento di buio. Di buio, esatto. Ecco qui, questa è la carta, l'unica carta segnata con la X, eccola qui. Io la estraggo, gli amici a casa l'hanno vista naturalmente all'inizio, e vorrei farvi notare che la nostra Daphne, con scelte casuali, eliminazioni progressive, è rimasta con un 4 di picche a dorso blu. E la carta che sin dall'inizio ho mostrato, alterata da me, con una grossa X nera, guarda caso, è esattamente l'altro 4 di picche. Bravissima! No, bravissima io che non ho fatto niente, ma...
E quindi Ma dopo... davvero? Ha fatto questa Ma cosa certo, sul l'ho fatta, serio? l'ho fatta. Buttava le carte ed è rimasta quella? E certo, No, incredibile. e quindi dopo questo primo test del mago Binarelli, questa invenzione del mago Binarelli, passiamo al gioco finale. Sì. Ho visto che tu hai vari anelli, ho notato. Sì. Me ne dai uno magari d'oro, possibilmente? Se possibile, non Lo fa sparire, si però... fida. No. No, rimetti gli altri, lo facciamo Ok. vedere. Guarda, io cerco un dettaglietto, lo cerco di qua, giusto per far impazzire Turco, eh. Dire? Eccolo qui. Ok. Quello È l'anello. un anello d'oro, Ok, sì. bello, un po' Sì. opaco. Tienilo così, non farlo cadere perché potrebbe finire... non c'è tombini, siamo fortunati. Io ho inventato un attrezzo per pulire gli anelli sporchi, gli anelli opachi. Fidati, ti puoi fidare di me, tranquilla. Ok, ma tu... Guarda, No, per so carità. che non hai fiducia, No, però... no, Ecco, questo No, rumore... sta roba... E dai! No, ma tu devi trasmettere serenità. Devo trasmettere serenità mentre Eccolo. lui maciulla il mio... E dai! No, aspetta. Tieni un attimo questo così. Facciamo che cambio gioco anche per gli amici da casa. 20 anni di 1000 voci. E mai non è più, ovviamente. Cioè... Non è più la pulizia dell'anello, ma è la trasformazione dell'anello dallo stato solido allo stato polvere. Dai! Eccolo no, lì, no, non questo... perdere pezzi, sennò No, poi no, quando lo no. fondi Questo non viene, ci... viene più piccolo. Ma non Un c'è lì applauso dentro. alla nostra Daphne, grazie. Ma io no, che grazie, Grazie a ridammi tutti, l'anello. ciao. No, che grazie a tutti. Non mi lasci con la... No, rivoglio... Non sei contenta? No, rivoglio l'anello. Lo ripetiamo, dammi un altro anello, vai tranquilla. No, te ne do Qualcuno più. ha un anello d'oro? No, ma chi Un si Rolex si magari, fida? non si può dire, non si può dire. Un- un anello. non si- Guarda, io questo lo regalo, guarda, Michele. No, però- Tieni, poi lo fondiamo e ci facciamo un 33 giri. non ti Tienilo, che preoccupare. quello in teoria è Ok. mio, in teoria. Io adesso vi devo lasciare, vediamo dove l'hai- lascio solamente un piccolo omaggio, una brioche. Presa qui alla mensa della della televisione. Puoi aprire la brioche. Solitamente cosa c'è dentro la brioche? La crema? La No, crema. la Vuoi Nutella. aprire e mostrare che all'interno c'è, signori, No, ma non si apre. No, perché questa è secca, è di 10 giorni fa. Va bene, guarda, per farmi perdonare, ultima possibilità, 2 pacchetti di caramelle. Ora copro la marca perché No, vabbè, naturalmente in televisione, guarda, io ridettaglio di nuovo per il nostro amico Turco. Ok, ultima omaggio e me ne vado per farmi perdonare. Indica uno dei due, quale vuoi, menta o liquirizia? Quello che vuoi. Ma fammi un segno almeno, No, devi scegliere No, tu devo come scegliere. prima, Menta. destra, sinistra. Vuoi menta, quindi Sì. liquirizia rimane per me, ok? La liquirizia Via. resta a Avresti te. potuto scegliere quello. No, però mi dovevi fare una cosa tipo così, Vuoi così. verificare che si tratta di un pacchetto chiuso, sono naturalmente caramelle alla menta fredda, è tutto sigillato, perfetto, ok? Sì. Vuoi mettere le mani così cucchiaio. esatto, al cucchiaio? Perfetto. Ok. Bene davanti a tutti in maniera No, da vabbè, mostrare. Le mie mani sono completamente vuote, vediamo. Eccolo che arriva e lentamente spezzo il pacchetto di caramelle. Esce fuori dal mezzo, dal centro, un oggetto misterioso che non è un oggetto a caso. Puoi mostrarlo a tutti quanti? Che cos'è? Guardate, cioè, ma è uscito veramente dal pacchetto. L'anello pazzesco! Io sono Eccolo no, qua. ti ma prego, tu sei guardalo. no, guarda. Te lo rendo? Ma grazie. E per grazie. farmi perdonare ti cedo naturalmente questo fiore che ho portato Appositamente Vabbè, va. per me.